La Polizia di Stato ha condotto in questi giorni un'intensa attività di controllo ad alto impatto tra i territori di Gela e di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Con ordinanza del questore Pinuccia Albertina Agnello sono stati impiegati oltre 330 operatori della Polizia di Stato nell'ambito di un progetto nazionale del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Le attività sono state coordinate dalla squadra mobile di Caltanissetta con i commissariati di Gela e di Niscemi, con l'ausilio dei reparti specializzati della Polizia e la collaborazione dell'ASP, dell'INPS e dell'Ispettorato del Lavoro. L'operazione ha permesso di identificare ben 1.117 soggetti, 259 dei quali con precedenti di polizia e 546 veicoli. Sono state contestate 95 infrazioni al codice stradale, 12 veicoli sottoposti a fermo amministrativo, 67 posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali sottoposte a controllo. Ben 18 le perquisizioni alla ricerca di armi e di materiale esplosivo che hanno permesso di denunciare 2 soggetti per detenzione illegale di armi. Inoltre sono state sequestrati delle munizioni sulla quali la polizia scientifica sta effettuando delle verifiche. Le 22 perquisizioni alla ricerca degli stupefacenti hanno permesso di eseguire un arresto e denunciare altri 4 soggetti per detenzione di hashish, marijuana ai fini di spaccio. Per quanto riguarda anche lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, i controlli hanno interessato 5 aziende agricole, 3 delle quali sono state sospese, 2 titolari sono stati denunciati per numerose violazioni del testo unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, 18 i lavoratori irregolari trovati all'interno delle serre e oltre 25.000 euro di sanzioni contestate. Sono state altresì controllate 3 stalle per allevamento di equini nel territorio di Niscemi al fine di prevenire e reprimere le corse clandestine con 3 persone denunciate. Controllate altresì numerose attività di autonoleggio con 22 sanzioni per mancata revisione e copertura assicurativa del parco auto. I controlli hanno riguardato infine le agenzie onoranze funebri di gestione del servizio privato di trasporto infermi mediante ambulanze. Sono stati effettuati dei controlli anche a attività commerciali che curano la gestione della raccolta del materiale ferroso e un titolare è stato sanzionato per la mancata compilazione del formulario dei rifiuti speciali. Altresì, grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, sono state numerose attività di autonoleggio e conseguentemente elevate 22 sanzioni per mancata revisione e copertura assicurativa del parco auto a disposizione dei noleggiatori. Gli esiti dell'attività della Polizia Giudiziaria sono stati rassegnati alla Procura della Repubblica di Gela per le valutazioni di competenza.